Buongiorno e bentornati con l'appuntamento con le dirette contributi dal territorio con A voi la linea. Le farmacie della regione si stanno attrezzando per effettuare in loco i tamponi rapidi. Per partire è necessario organizzare il servizio che prevede anche l'allestimento di appositi gazebo esterni, come ci spiega la responsabile della farmacia comunale di Tavagnacco, Adriana Ligi. Sentiamo. Un saluto ai nostri amici telespettatori, mi trovo davanti alla farmacia comunale di Tavagnacco, sono con la responsabile Adriana Ligi per capire com'è la situazione per quanto riguarda appunto le farmacie che devono effettuare, che si sono rese disponibili a effettuare i tamponi rapidi. Ci siamo resi disponibili per fare i tamponi rapidi a tutte le persone che ne hanno bisogno, che ce lo richiedono. E la piattaforma è aperta da oggi e ci stiamo appunto attrezzando. Dobbiamo ancora allestire un gazebo e avremo un'infermiera pronta, preparata per attuare questi tamponi e siamo a questo punto. E successivamente che cosa accadrà? Una volta che l'infermiera fa il tampone, chi lo valida il tampone? No, verrà posto su di una determinata piattaforma, il tampone rapido dà immediatamente l'esito dopo qualche minuto e dopo le cose andranno avanti appunto inserendo i dati. Ecco, quindi si è reso disponibile organizzarsi con delle strutture chiaramente esterne alle farmacie, proprio per convogliare lì le persone? Sì, certo. Verrà attuato nella seconda farmacia comunale, quindi in via Fermi 100, abbiamo determinato un unico punto di raccolta in maniera tale appunto che il gazebo, poi l'infermiera con tutti i dispositivi di protezione e tutti quelli che lo richiederanno, magari organizzati in 2-3 giornate della settimana a determinati orari, li faranno in quel punto. Ecco, in questo momento avete ricevuto richieste da parte della popolazione? La popolazione ha recepito questa possibilità, questa disponibilità appunto delle farmacie? Assolutamente sì, abbiamo numerosissime richieste quotidiane, numerose telefonate e per ora possiamo soltanto mandarli in altre strutture. Quando le faremo anche noi potremo attuarle e accontentare tutti, insomma. Ecco, al momento vi chiedono però anche l'altra possibilità di vedere se effettivamente ci sono gli anticorpi, quindi anche c'è questa prova. Avete richieste anche in questo senso? Sì. Chiaramente abbiamo i test, ma quelli li stiamo già vendendo da parecchio e sono dei test che si possono fare a casa e quelli vanno a valutare le immunoglobuline che vengono stimolate dal nostro organismo dopo aver avuto la malattia. Ma c'è anche chi pensa di farle dopo essere stato vaccinato, per capire quale risposta anticorpale possa avere, no? Questa può essere una curiosità, lo si fa magari a distanza della seconda dose, lo si può fare, è una curiosità lecita. Quindi lei mi dice nei prossimi giorni la macchina sarà completamente, no? Certo. Potrà essere rodata e partire definitivamente? Sì. Ci mancano ancora alcune cose da mettere a punto e partiremo. Ecco, ma anche le difficoltà per una farmacia a organizzarsi in questo senso? Beh, lo spazio, quindi noi abbiamo lo spazio esterno alla farmacia, lo possiamo fare, del personale adatto a fare questo prelievo, preparato e basta, non c'è altro. Bene, ringraziamo quindi la responsabile della farmacia comunale di Tavagnacco, Adriana Ligi, ringrazio Martina Beraldo per le riprese e restituisco la linea allo studio.
Grazie a Isabella Gregorato e adesso andiamo a Pordenone, in particolare a San Vito, al tagliamento nello stabilimento di Bormioli Pharma che si occupa di contenitori in vetro a fini farmaceutici dove si potrebbero produrre le fiale per un eventuale vaccino anti-Covid italiano. L'azienda, che conta anche altri stabilimenti in Italia e in Europa, è già coinvolta per le fiale Pfizer e Sputnik. Oggi a San Vito escono circa 150 milioni di pezzi all'anno che sarebbero compatibili come contenitori per i vaccini. Daniele Micheluz. Siamo alla Bormioli Pharma di San Vito al Tagliamento, azienda che produce vetro a fini medicinali e che potrebbe giocare un ruolo importante anche sul fronte del vaccino anti-Covid per quanto riguarda un'eventuale produzione italiana. Con noi c'è Alessandro Gazzotti, che è il Director Operation di Bormioli Pharma, e a lui chiediamo a che punto siete e come potreste essere coinvolti in un vaccino italiano per dare una mano in questo senso. Abbiamo visto come la catena di fornitura in questa battaglia diventa fondamentale. Pertanto Bormioli Pharma si presenta sul piano internazionale come un partner per le aziende farmaceutiche fondamentale per la fornitura di contenitori per vaccini e per farmaci in generale. È chiaro che siamo pronti per rispondere e supportare l'eventuale attivazione anche in Italia di impianti produttivi destinati alla realizzazione e il confezionamento di vaccini contro il virus Covid-19. Ecco, che capacità produttiva avreste e in che tempi potreste essere operativi? I tempi sono immediati, nel senso che ad oggi la capacità produttiva è già attivabile all'istante. Per quanto riguarda i volumi, la nostra capacità produttiva per i contenitori sono di circa 150 milioni, suddivisi in vetro tubolare, in vetro in borosilicato tubolare e vetro in borosilicato da stampo. Inoltre abbiamo la possibilità di fornire anche le chiusure in gomma, che già forniamo per il vaccino Sputnik e che produciamo presso lo stabilimento di Vasto, frutto di una recente acquisizione. Ecco, siete impegnati anche nel gruppo anche per il vaccino Pfizer-BioNTech? Sì, per il vaccino Pfizer-BioNTech la produzione è concentrata presso un plant tedesco, anche questo frutto di una recente acquisizione fatta a dicembre dello scorso anno. È un plant dedicato alla produzione di vetro tubolare ad alta qualità e appunto destinato in parte al confezionamento del vaccino Pfizer-BioNTech. Da questo punto di vista qualcosa si sta muovendo? Ci sono dei contatti anche per riuscire a dare una mano e coinvolgere anche altre aziende italiane per la produzione di un nostro vaccino? È chiaro che i contatti sono continui. Come dicevo prima, noi ci inseriamo nella catena di fornitura in un punto abbastanza critico, come abbiamo visto, e lato nostro siamo pienamente disponibili e pronti per supportare qualsiasi azienda che si voglia impegnare in Italia, ma non solo, anche in Europa, per la produzione del vaccino. Quale potrebbe essere il ruolo strategico di San Vito al Tagliamento, di questo stabilimento, rispetto agli altri del gruppo? In San Vito al Tagliamento abbiamo una produzione di circa 400 milioni di contenitori all'anno in vetro da stampo e una parte di questi considerevole è realizzata in vetro borosilicato, che è uno del vetro ad alte prestazioni. Proprio questa produzione può essere quella dedicata al confezionamento del vaccino anti-Covid. Quindi state aspettando di fatto delle novità in questo campo, pur essendo già pronti? Esatto. Dal punto di vista tecnologico e produttivo la società è pronta ed è in grado di supportare la crescente domanda di contenitori per il confezionamento del vaccino. Attualmente quali contenitori vengono prodotti per quali medicinali in questo stabilimento? Dei più disparati, la gamma è molto varia. In particolare, se vogliamo concentrarci sul forno in borosilicato, che è quello appunto che eventualmente potrebbe essere attivabile per la produzione del vaccino, in genere questa tipologia di prodotto viene utilizzato per farmaci parenterali, quindi si intende farmaci iniettabili e infusionali.
che sarebbero di fatto molto simili a quella che è la caratteristica richiesta per i contenitori per l'anti-Covid. Esatto, di fatto le caratteristiche di stabilità e resistenza meccanica richieste per questo tipo di farmaci di fatto è pressoché molto simile a quella richiesta per il vaccino. Voi avete investito molto su questo stabilimento di San Vito al Tagliamento anche nel recente passato. Sì, il piano già nel 2019 Bormioli Pharma ha attivato un piano di investimenti importante che ha previsto sia una crescita organica che una crescita attraverso acquisizioni esterne. Bormioli Pharma ha circa 1400, più di 1400 dipendenti complessivi, distribuiti in 9 stabilimenti più l'headquarter. L'headquarter è a Parma, mentre in Italia di fatto abbiamo 5 stabilimenti, di cui 2 dedicati alla produzione di vetro da stampo, quindi uno qua a San Vito al Tagliamento, uno a Bergantino in provincia di Rovigo, poi un ulteriore stabilimento a Rivanazzano Terme, uno stabilimento a Castelguelfo, vicino a Parma, sempre dedicato alla produzione di contenitori in plastica per applicazioni farmaceutiche, e poi, come le dicevo, l'ultima acquisizione fatta a Vasto, in Abruzzo, con uno stabilimento dedicato fondamentalmente alla produzione di contenitori di chiusure in alluminio, plastica e gomma. E grazie a Daniele Micheluz, qualche istante di pubblicità e torniamo subito con voi. Rieccoci con A Voi la linea, ci colleghiamo con il collega Andrea Pierini da Trieste per le novità sulla Corte dei Conti. Andrea. Sì, buongiorno Paola e buongiorno ovviamente ai telespettatori di Telefriuli. È stata la consueta relazione molto lunga e intensa, quella oggi della Corte dei Conti da parte del Presidente Paolo Simeon e dalla Procuratrice Generale Tiziana Spedicato. Una relazione che chiaramente ha visto un bilancio annuale che, come per tutti ha dovuto tener conto delle difficoltà legate al Covid. Il lavoro della Corte dei Conti è proseguito chiaramente senza grosse interruzioni e molte delle udienze si sono tenute da remoto, un segnale questo anche di come la tecnologia abbia consentito alle autorità giudiziarie di proseguire seppur tra mille difficoltà. Nella relazione Paolo Simeon, il Presidente della Corte, ha lanciato un allarme, o meglio ha parlato di una perplessità molto forte per quanto riguarda alcune scelte legislative. A cosa fa riferimento il Presidente della Corte dei Conti? Fa riferimento a una norma che è voluta dal governo centrale, è entrata in vigore a luglio del 2020, che sarà in vigore fino al 31 dicembre del 2021, attraverso la quale le Corti dei Conti potranno indagare esclusivamente per dolo e non per colpa grave. Simon ha rimarcato come in realtà la maggior parte delle indagini sotto il profilo della Corte dei Conti riguarda invece la colpa grave. Semplifichiamo il ragionamento: se un dirigente comunale dovesse fare ad esempio un concorso molto, molto rapido, commettendo appunto delle imprecisioni, è stato sottolineato ed è stato precisato che degli errori che siano gravi, perché sugli errori piccoli la Corte dei Conti chiaramente cerca di non andare a punire. Se vengono fatti degli errori gravi ma non c'è un dolo, quindi non c'è una volontà di arricchirsi personalmente o di far arricchire altre persone, la Corte dei Conti non potrà intervenire. Questa è una scelta che ha destato più di qualche perplessità da parte del Presidente della Corte dei Conti e anche ovviamente da parte della Procuratrice Tiziana Spedicato, procuratore che direttore della Corte dei Conti, che ha anche specificato come in realtà un'iniziativa simile è comprensibile ad esempio per il commissario straordinario, quindi per colui che opera in prima linea, perché questa scelta di non punire la colpa grave vale per tutti
per tutti i provvedimenti della pubblica amministrazione, quindi non solo ad esempio per un acquisto urgente di prodotti farmaceutici, ma anche per che ne so, il rifacimento di una strada, ecco, banalmente. Questo è stato uno dei temi principali durante la relazione, che si è conclusa veramente pochissimi minuti fa, e che ha visto anche un bilancio complessivamente dell'attività, che ha visto il recupero di 1.600.000 euro da parte della Corte dei Conti. E ovviamente è stato lanciato come di consueto l'allarme sul personale, che è sempre carente, quindi rallenta inevitabilmente l'attività giudiziaria. Nonostante questo, l'attività è stata appunto molto intensa e, come detto, si sono recuperati 1.600.000 euro. Si è parlato anche di alcuni provvedimenti, ovvero altre scelte amministrative che praticamente prevedono per gli operatori degli enti pubblici che infrangono ad esempio i cartellini, insomma i furbetti del cartellino, devono pagare addirittura 6 volte lo stipendio. Insomma, anche questa norma è stata rivista, ma ovviamente tutti i dettagli all'interno dei servizi che potrete seguire nelle edizioni dei telegiornali. Quindi, se non hai domande da studio, Paolo, ti restituirei la linea. Grazie ad Andrea Pierini da Trieste. Adesso andiamo al Santa Maria della Misericordia di Udine per vedere insieme a Isabella Gregorato, che insieme al dottor Braganti, la situazione al nosocomio. Situazione ricoveri ospedalieri in netto peggioramento. Ne parliamo con il direttore generale dell'azienda sanitaria universitaria del Friuli Centrale, dottor Massimo Braganti. Ecco, avete rilevato negli ultimi giorni questo incremento consistente di ricoveri? Sì, purtroppo è così, nel senso che con questo discorso delle varianti, e cominciamo a avere dei grossi numeri, abbiamo il problema che c'è una grossa velocità con la quale praticamente stiamo occupando i posti letto presso non solo il presidio di Santa Maria, ma purtroppo anche nei presidi periferici sia di Palmanova che di San Daniele. Ecco, lei mi diceva che nel giro di 4 giorni che incremento avete avuto, perché effettivamente è significativo. Praticamente 40 posti in pochissimi giorni. Il problema è che l'età media si è abbassata e anche in molti casi la richiesta di necessità di terapia intensiva rispetto al passato sta aumentando il bisogno. Ecco, tra l'altro ci segnalano che in altri ospedali Covid magari si vede più frequentemente una piccola fila di ambulanze in attesa. Vediamo quali sono i risultati. No, allora, a parte da questo punto di vista non dovrebbe esserci assolutamente una cosa del genere, se non è per una questione puramente logistica di sbarellamento, perché disponibilità come posti di osservazione presso i pronti soccorsi non siamo con numeri, cioè sono numeri che cominciano a essere importanti, ma non elevati come il periodo di novembre-dicembre, ad esempio. La disponibilità di altri posti di medicina eccetera, cosa che a dicembre avevamo assolutamente tutto occupato, spazi ce ne abbiamo, solo che assolutamente bisogna mantenere ora più che mai alta l'attenzione, cioè non solo quelle che sono le raccomandazioni del lavaggio delle mani, distanziamento, mascherine, ma addirittura nel momento in cui qualcuno fa un tampone, non è che una volta effettuato il tampone si deve sentire assolutamente libero di mantenere, specialmente se dovesse esserci situazioni di sintomi, elementi di attenzione e di cautela per sé o per i propri familiari, e in caso di comunicazione di tampone positivo, ancorché non sia ancora arrivata la comunicazione al Dipartimento di Prevenzione, l'invito è di mettersi subito in isolamento o quarantena, poi verrà anche contattato, ma con queste varianti il virus corre molto, molto velocemente, per cui a tutela propria di familiari e comunque di congiunti amici, ecco, è importante, anche se non ha ricevuto ancora la telefonata che arriverà e voglio tranquillizzare, saranno contattati, però ecco, cominciare subito da mettersi in isolamento o quarantena. Ecco. Ecco, anche perché lei mi diceva che praticamente succede addirittura nel giro di 24 ore, addirittura avete avuto questa percezione? In molti casi con un paziente che è stato ricoverato dopo aver fatto tampone negativo si positivizza e magari nel giro di 24 ore mi va a contagiare anche pazienti o comunque il contagio avviene e di conseguenza la velocità aumenta da questo punto di vista. Ecco, per cui insisto, l'elemento importante è di mantenere quei comportamenti virtuosi che c'erano stati in passato.
Vediamo anche oggi situazione di pronto soccorso. Situazione come tutti gli altri giorni o oggi avete visto che c'è un incremento? Perché adesso appunto c'è questa paura, no, dell'incremento. Vedo che lei ha tutti i dati sotto mano, sta analizzando. Sì, questa mattina c'erano praticamente una trentina di persone in osservazione in tutta Asufce. 13-14 sul Misericordia, 8-9 sugli altri presidi. Ci sono state delle puntate che sono state molto più elevate, come pure c'è stata una quindicina di giorni fa delle situazioni in cui eravamo a poche unità, 7-8 persone in osservazione, per cui effettivamente negli ultimi giorni c'è stato un incremento, come stavo dicendo, la cosa importante sono i posti letto che abbiamo visto veramente incrementare in maniera rilevante. Quindi anche il fatto di trovarsi con maggiori restrizioni può aiutare? Sì, noi stiamo scontando una situazione di minori restrizioni rispetto ad altre realtà, per cui da altre parti col discorso zone rosse hanno permesso di fare tutta una serie di contagi, qui sono state osservate tutta una serie di riduzioni, però ecco, in questo momento la situazione si sta facendo delicata. È vero che stiamo procedendo con il discorso dei vaccini nei confronti degli operatori, per cui rispetto al passato la situazione è migliorata, quantomeno nella disponibilità degli operatori, però siamo in difficoltà perché stiamo facendo fronte non solo alle problematiche legate ai ricoveri, ma anche alla campagna di vaccinazioni, di tamponi e di contact tracing che sono in pieno svolgimento. Ecco, quindi da una parte problemi con il Covid, dall'altra pazienti che dicono abbiamo bisogno di farci visitare per altre patologie. Quindi come far fronte? Perché ci sono delle patologie che richiedono, no, di essere viste, non dico con una certa urgenza, ma in maniera abbastanza ravvicinata dal momento della diagnosi e al momento degli ulteriori controlli e approfondimenti. Certo, ora noi stavamo cercando di riattivare tutta una serie di prestazioni, ora alla luce dei dati degli ultimi giorni forse dovremo ridurre di nuovo una serie di attività, perché purtroppo, ripeto, con questo incremento che c'è stato, ma più che altro il problema del bisogno di posti letto di intensiva mi aumenta ne fa bisogno di alcune professionalità che devo dirottare da interventi operatori, per cui come ho sempre detto la parte oncologica, la parte di emergenza, quelli salvavita sono sempre stati garantiti. Una serie di interventi minori stavamo cercando di riattivarli, ma probabilmente dovremo di nuovo rifermarci perché, ripeto, sta avanzando in maniera troppo veloce il virus. Ecco, quelle del dottor Braganti sono appunto osservazioni che devono far riflettere maggiormente, quindi evitare il più possibile gli assembramenti, cosa che adesso non accadrà perché se si entra in zona arancione. Sì, oddio, mi è capitato di vedere in zone arancioni che nonostante il colore, specialmente da parte di giovani o gruppi, gli assembramenti ci sono stati ugualmente e hanno determinato poi un ulteriore aggravamento. È comprensibile il discorso dell'isolamento eccetera, è un problema anche dal punto di vista psicologico, però l'invito proprio per tutela della salute di cercare di mantenere assolutamente l'attenzione. Ecco, tanto più che si vede che il Covid sta girando, soprattutto, cioè sta girando tanto di più rispetto a prima fra i giovani. Sì, con queste varianti l'età si è abbassata molto. Cominciamo ad avere molti casi anche alle elementari, magari asintomatici, per fortuna non con situazioni gravi, che però determinano un contagio poi nei confronti dei genitori o magari anche di parenti anziani. Bene, e per quanto riguarda vaccinazioni saranno attivati, no, nei prossimi giorni punti per proseguire poi le persone, le ultraottantenni che sono bloccati a casa o persone che appunto sono ferme a casa con disabilità, quindi riuscirete a dare una risposta anche a queste persone? Allora ad oggi abbiamo già abbiamo già consumato oltre 45.000 dosi. Con il prossimo fine settimana dovremo concludere le forze dell'ordine, è in pieno svolgimento la componente della scuola, la polizia municipale, la componente di operatori sanitari, anche questa siamo intorno al 65-70% di adesione di vaccini effettuati, come pure nei confronti degli anziani sono diverse migliaia che hanno già avuto il vaccino. Stiamo proseguendo in particolar modo nei distretti, però stiamo cercando di fare delle ulteriori sedute
più massicce per aumentare il limite. A questo punto è il vaccino, al di là delle problematiche che abbiamo nel rimettere insieme delle squadre di vaccinazione. E grazie a Isabella Gregoratti e al dottor Braganti. E finisce qui il collegamento e i contributi le dirette dal territorio di A Voi la Linea. L'informazione in diretta di Telefriuli torna con il TG delle 16:30. Un buon pomeriggio.